Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi introduco un argomento estremamente importante nell'ambito della ritualistica magica, che è appunto il lavoro con gli elementi. Gli elementi infatti sono assolutamente alla base di ogni opera, sia di natura emotiva, di natura psicologica che di natura più prettamente materiale. Perché dico di natura emotiva? Perché secondo appunto gli insegnamenti astrologici noi possiamo definire diversi tipi non solo sulla base di quelle che sono le prevalenze dei dominatori planetari o degli aspetti che essi formano tra di loro, ma anche degli elementi prevalenti all'interno del quadrato di nascita. Dunque, non solo sono importantissimi eh, per comprendere quali sono gli equilibri della persona, il tipo di impronta psicologica, ma anche il modo di porsi con gli altri o con se stesso e con tutti gli ambiti della propria esistenza, ma bisogna appunto andare più a fondo anche per quello che sono tutte le dinamiche eh, della creazione. Infatti gli elementi non solo sono presenti all'interno di un quadrato astrologico, e io intendo quadrato astrologico perché mi rifaccio all'astrologia antica risalente al 1500, che ha appunto una natura e un'origine magica. Ehm, per quanto riguarda invece la creazione, va assolutamente compreso che questi elementi non sono fisicamente l'acqua, il fuoco, la terra e l'aria, ma questi elementi più appunto ridotti in modo materiale a questi componenti del mondo che ci circonda, in realtà hanno un'origine di natura fisica, ma legata proprio alle leggi universali, cioè stiamo parlando di forze energetiche che poi sul piano materiale si avvicinano il più possibile proprio all'acqua di per sé, al fuoco, all'aria e alla terra, ma in realtà dai regni spirituali essi discendono in forma di magnetismo, elettricità o elettromagnetismo. Dunque è chiaro che eh, tutto quello che noi sappiamo ormai, che tutto quello che ha una componente controparte nel piano fisico materiale ha la corrispondenza nei regni sottili. Dunque, in questo caso oggi vi voglio parlare principalmente dell'elemento acqua. Non è il primo a discendere dai regni spirituali, dalla Kasha, perché nonostante appunto il primo a discendere sia l'elemento fuoco, noi oggi approfondiremo invece l'elemento acqua. Questo perché è il più maneggevole, diciamo così, per alcuni lavori e per la programmazione. Credo che abbiamo tutti infatti sentito parlare di come l'acqua sia capace di memorizzare e di essere informatizzata. Anche a livello radionico, infatti, è possibile informatizzare l'acqua utilizzando alcuni circuiti apposta per caricarla con determinate vibrazioni e informazioni che poi con l'ingestione, appunto, intendiamo portare dentro di noi. Ma questo perché ha proprio questa enorme capacità di immagazzinare delle caratteristiche. Noi infatti dobbiamo considerare che l'elemento acqua rappresenta in un certo senso, e questo ce lo ribadisce anche tutta la scuola astrologica, rappresenta un po' la coscienza. Dunque è come se noi a contatto con l'acqua stessimo appunto lavorando a contatto con una coscienza che
capace di memorizzare le onde vibratorie che la circondano e con cui entra in contatto. Va dunque tenuto sempre in considerazione non solo quello che pensiamo, ma quello che diciamo e anche le emozioni che abbiamo quando siamo in prossimità dell'acqua. Potete appunto immaginare, se vi è capitato appunto di vedere delle diapositive di Masaru Emoto, avrete visto che i cristalli di acqua sono a contatto appunto con determinate parole chiave o con determinate emozioni o frasi, registrano la vibrazione collegata a quella parola, e questo è interessante perché vuole indicare non solo che l'acqua memorizza, ma anche che ogni singola parola è diversa e viene recepita in modo diverso dal mondo esterno intorno a noi. Comunque, tornando al discorso dei cristalli d'acqua, appunto possiamo vedere come ogni parola non solo ne influenzi la struttura, ma crei delle forme assolutamente diverse e uniche. E comunque ripetibili, ripetendo appunto quella parola che a quel punto ha lo stesso livello vibratorio, eh, perché essendo quella parola ha sempre, diciamo così, quel range di vibrazioni. Il discorso è molto complesso perché si potrebbe dire che la stessa parola può essere espressa dando una carica emotiva diversa, e questo sicuramente altererà ancora ulteriormente la formazione del cristallo dell'acqua. Però diciamo che per quello che riguarda il lavoro magico, in questo momento a questo approfondimento è trascurabile. Invece è importante tenere a mente appunto che abbiamo a che fare con una coscienza che nel momento in cui è libera di fluire, scorrere, è in grado di portare per lunghissime distanze, pensiamo anche solo a un fiume o a delle tubature chilometriche, è in grado di portare livelli vibratori e stati vibratori un po' dappertutto, caricandosi sempre di nuovi livelli vibratori e di nuove programmazioni. Dunque abbiamo una grandissima responsabilità quando siamo a contatto con l'acqua, perché l'acqua appunto registra. A questo punto, cos'è importante nell'ambito magico? Non solo la consapevolezza costante di quello che pensiamo e di chi siamo momento per momento, e questo è un obiettivo molto importante proprio perché aiuta l'iniziando, perché questo è il caso di dire che è un iniziando che ancora sta combattendo, diciamo così, tra il sonno e la veglia della consapevolezza di ciò che fa in ogni momento. E dunque l'iniziando deve tenere a mente costantemente, fino a quando non diventerà una presa di coscienza autentica e definitiva, che qualsiasi elemento ha intorno è una forma di coscienza. Ma al di là di questo, in particolare, si può esercitare utilizzando l'acqua. Questo è un grande strumento, tra l'altro, per la programmazione e il raggiungimento di alcuni risultati, proprio perché l'acqua, come ho detto, può essere caricata anche radionicamente con delle qualità che possono essere qualità di tipo medicamentoso oppure di tipo proprio caratteriale. Possiamo fare lo stesso lavoro imponendo la nostra volontà e il nostro pensiero, la nostra parola sull'acqua. Vi condivido un piccolo esercizio che sicuramente vi farà piacere conoscere e con il quale potrete programmare la vostra acqua prima di berla. E questo appunto vi permetterà giorno dopo giorno non solo di ottimizzare la vostra tecnica di programmazione dell'acqua rendendola sempre più immediata, ma anche di ottenere delle modifiche interiori nella direzione appunto scelta. Premesso che
come sempre, prima di introdurre qualcosa dentro di voi, a livello appunto di programmazione o di caratteristica, è sempre opportuno fare un periodo di auto-osservazione con l'utilizzo e l'ausilio dell'aiuto del quaderno magico. Per chi non sa cos'è un quaderno magico, è un quaderno che sceglierete di utilizzare, ovviamente deve essere nuovo e dedicato allo scopo, che sceglierete di utilizzare per quello che sono i vostri progressi nella pratica magica. E dunque fin dall'inizio verrà utilizzato soprattutto proprio in prima battuta per l'osservazione del sé. Poi successivamente, e lo vedremo insieme, l'osservazione del sé in chiave elementare, cioè vanno poi visti i singoli elementi agire internamente a noi sotto il piano, il profilo del carattere, è fatta l'associazione di ogni componente del nostro carattere col singolo elemento, ma lo vedremo più avanti. Intanto invece, come ho detto, una volta fatta questa osservazione, una volta visto quello che può essere implementato a livello caratteriale, come per esempio una maggiore attitudine alla pazienza, alla meticolosità nello svolgere dei lavori, ecco che noi possiamo applicarci con l'esercizio della programmazione dell'acqua, ottenendo appunto di inserire in noi queste capacità. Come procederemo? In radionica con i circuiti impregnanti, e ne parleremo certamente nella prossima pillola, così approfondiamo ulteriormente l'elemento acqua. Ma nella pratica magica semplicemente versando dell'acqua all'interno di un bicchiere e imponendo le mani senza toccare il bicchiere ai lati del bicchiere. In questo modo creeremo un circuito elettromagnetico, appunto, che sarà in grado di programmare l'acqua, ma non solo perché imponiamo le mani, ma perché noi trasmetteremo il nostro pensiero utilizzando appunto una connessione, proprio visualizzandola nella nostra mente, tra il pensiero e le mani. A questo punto dalle ruote di luce, cioè che sono dei piccoli chakra che abbiamo nelle mani, fuoriuscirà questa energia pregna del nostro intento, sempre senza toccare il bicchiere. Immagineremo che questa energia confluisca all'interno dell'acqua e la carichi completamente. Aspetteremo proprio di vedere nella nostra mente che l'acqua è satura del nostro intento, per esempio avere maggiore pazienza durante i momenti di attesa, oppure pazienza nell'attendere appunto che determinate situazioni diano i loro frutti. Possiamo usare qualsiasi frase intento, purché sia sempre espressa con parole positive al positivo e all'indicativo presente, cioè darla come un ordine educato ovviamente, ma un ordine certo e sicuro, cioè non si scappa che viene eseguito. A quel punto, quando siamo certi che il nostro bicchiere è saturo ed l'acqua contenuta all'interno del bicchiere è completamente carica di questo intento, e ripeto, l'unica cosa che dovete fare in questo caso è l'utilizzo della vostra immaginazione, della vostra visione interiore, perciò siete voi che dovete percepire e immaginare che il bicchiere sia appunto condensato e saturato di questo intento, e poi semplicemente bere l'acqua contenuta all'interno del bicchiere. In questo modo apportate e rientrate di questo intento facendolo vostro, perché è passato da un piano mentale a un piano materiale. A quel punto poi il processo assimilativo farà il resto. Questo è un po' diciamo il primo passo per operare con l'elemento acqua nell'ambito magico, però con la finalità appunto di lavorare su noi stessi. Vi ringrazio per avermi seguito fino qui.
Lavoreremo ancora moltissimo con gli elementi, oggi intanto vi ho voluto condividere questo perché è talmente nell'uso quotidiano che era giusto e doveroso dargli il giusto spolvero. Vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto per la prossima condivisione. Grazie soprattutto ai miei iscritti che ringrazio appunto con calore e saluto con grande affetto. Un abbraccio dalla vostra Hildegard.